È necessario consentire alle nostre cittadine, ai nostri cittadini che hanno perso tutto e alle nostre imprese di ripartire. Manca un piano organico per la transizione ecologica, le misure sono sparse, scordinate e talvolta contraddittorie, spesso a vantaggio di chi avrebbe le risorse per affrontarle da solo. C'è inoltre una crescente vulnerabilità ad alluvioni ed eventi estremi che impone l'elaborazione di una vera strategia climatica regionale per non farci trovare impreparati di fronte a eventi che purtroppo sono sempre più frequenti. Viene citato ad esempio il caso del Lago dei Tre Comuni, dove la centrale idroelettrica di Somplago crea interferenze ecosistemiche. Ora il testo afferma testualmente che si tratta di un esempio che dimostra come infrastrutture e ambiente debbano essere ripensate alla luce della transizione ecologica. Ora, come non condividere questo assunto, soprattutto se riferito alla questione del fiume Tagliamento, richiamata in un ulteriore passaggio su cui si sono fatti voli pindarici dal punto di vista progettuale, che sarebbero stati molto impattanti dal punto di vista ambientale. Ci troviamo di fronte all'ennesima manovra consistente, 6 miliardi e 500 milioni di euro, una manovra importante. Ci auguriamo che contempli ulteriori emendamenti per sostenere i territori duramente colpiti dall'alluvione.